difficile sapere indossare i gioielli che gli abiti. Voi cosa ne pensate? Oggi mi trovo in esterna, presso la gioielleria del Polo, nel cuore di Treviso, dove trovi sempre il giusto consiglio per scegliere il gioiello adatto ad ogni occasione, grazie a professionalità e passione tramandate da generazioni. Ma cosa prevede il galateo del gioiello? Quando indossarli e quali indossare? Prima di tutto, mai esagerare. Le parole d'ordine sono sobrietà e personalità. Sobrietà come sinonimo di eleganza e personalità perché rispecchiano e rappresentano chi siamo. Meglio poco che troppo. Massimo 3 gioielli insieme prevederebbe il galateo, ma soprattutto coordinati tra loro, con l'outfit e con l'occasione. Tra loro, cioè ad esempio abbinare i colori dei metalli che vogliamo indossare con l'outfit, perché i gioielli, come i vestiti, si dividono in quelli che si possono indossare di giorno e quelli di sera. Abiti e accessori devono essere sempre compatibili e così anche con lo stile che li rappresenta. Con occasione intendiamo che i gioielli importanti sono adatti alle occasioni, quindi magari evitiamo di usarli tutti i giorni. E poi, quando non mettere i gioielli? Il galateo prevede anche alcune occasioni per le quali non si dovrebbero indossare preziosi. Quali? Prima fra tutti i funerali. Non è infatti un buon momento per ostentare. E poi facendo sport, non solo per questioni di bon ton, ma anche di sicurezza, giusto per evitare magari di ferire qualcuno con i nostri magari anelli o bracciali. E infine in spiaggia. È decisamente poco elegante. L'unico gioiello che può, anzi deve essere sempre sfoggiato, qual è? L'anello di fidanzamento. Già, che deve essere sempre indossato. Ma di fidanzamento e matrimonio ne riparleremo. La sposa comunque dovrebbe indossare semplicemente un paio di orecchini di perle oppure dei punti luce, perché sarà proprio la fede ad essere la protagonista. Un dettaglio? L'orologio simboleggia lo scorrere del tempo, che non dovrebbe mai essere scandito durante un momento speciale. Ecco perché la signora durante una serata di gala o una cerimonia non dovrebbe mai indossarlo, specialmente con un abito lungo. Sarà in questo caso l'uomo, se necessario, a leggere l'ora per lei. Ed a proposito di sesso maschile, anche l'uomo deve attenersi a delle regole. Nelle occasioni istituzionali, infatti, sarebbe il caso di indossare un paio di gemelli, un bello orologio, preferibilmente non sportivo, ed evitare quelli che sono orecchini, piercing, anche braccialetti ed anelli, ad eccezione della fede nuziale ed eventualmente dell'anello di famiglia sulla mano destra, cosiddetto chevalier. Eccoci quindi alla fine anche di questa bellissima pillola in un passo davvero speciale. Il bon ton dei gioielli cosa ci suggerisce? Prima di tutto sobrietà, personalità e coordinazione. E poi, quando non si fa, e ricordiamoci degli uomini. Io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento, ricordandovi di seguire il nostro canale per rimanere sempre aggiornati. A presto, ciao!